#consiglio, scrivi il tuo suggerimento per uscire in un prossimo video della carriera allenatore col Napoli. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, terzo episodio di questa carriera allenatore pazza col Napoli. Io vi ricordo, #consiglio nei commenti, mi date il vostro suggerimento, quello che avrà più like o quello che mi colpirà farà parte del prossimo episodio, il quarto. Prima di farvi vedere cosa è successo in questo episodio ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace di supporto al canale e al contenuto. Iscrivetevi al canale, è tutto gratuito, attivate anche la campanellina e soprattutto scrivetemi tanti bei commenti. Scrivetemi anche commenti inerenti appunto alle domande che vi faccio nel video, nella carriera. Io non mi voglio perdere in troppe chiacchiere, perché in questo episodio è successo di tutto e tra l'altro prime partite ufficiali col Napoli di Super Allan. Andiamo dentro, vamos. E eccoci al terzo episodio di questa carriera allenatore. Eh sì, l'abbiamo detto, Elmas è stato ceduto all'Arsenal per 37 milioni, prezzo decente mi dice, e poi buona profondità della rosa, anche perché in quella posizione c'è Zielinski, anche se a Napoli ancora ma cambia posizione Elmas. Qual è? Allora andiamo a vedere la posta. La squadra Stuttgart ci ha contattato per offrirci Juan José Perea più un conguaglio di 14 milioni e 800 mila per Mattias Olivera. Io vado all'hub mercato, rifiuto questa trattativa perché Mattias Olivera lo tengo, un terzino tenim a roba Mario lui, facitemi tenere a Mattias Olivera. Nel frattempo ragazzi io ho dato i piani di crescita a tutti i calciatori e soprattutto non ho simulato ma ho fatto alcuni allenamenti off camera in maniera tale che la lucidità salisse per alcuni calciatori, grazie a chi me lo ha suggerito. Allora, tra i suggerimenti e tra i consigli che mi sono stati fatti questa settimana c'è il consiglio di Andresigno che mi dice: ti consiglio di prendere Saliba in difesa, a 21 anni ed è 80 di overall. Secondo me è un ottimo acquisto, comunque continua così, sei un grande, grazie mille Andresigno. Vediamo un attimo Saliba. Eccolo qui, William Saliba, 21 anni, difensore centrale, chiedi di seguire e aggiungi ad hub mercato. Ecco qua, ci svolgiamo un attimo una sessione di allenamento, questa è la prima che facciamo insieme. Ora lo botka Palladin. Guarda che gol! Che gol in allenamento! Va bene così. Avanza, vediamo un po' se succede qualcosa. Ecco qui, l'Atletico Bilbao si è detta interessata ad acquistare Juan Jesus per 5 milioni e 100 mila. Ma ti devo dire, trattiamo, non andiamo troppo in là, facciamo 6 milioni e 110 in maniera tale 1 milione così, 1 milione sopra. Non possiamo accettare, vediamo, mi dispiace, evidentemente c'è una grossa differenza, ma questo è proprio una bambi parucchio, una grossa differenza, 1 milione da già chiesto, nezza sus. Allora Juan Jesus non vale proprio niente, ma ne da ret, fai parte del cuore. Andiamo avanti, posto in arrivo, la squadra Francoforte, Mario Rui 11 milioni e 700 mila. No, non lo venderò mai. No, rifiuto offerta. Offerta per il trasferimento Diego Demme 9 milioni e 6 ragazzi, amici miei, 9 milioni e 6. Allora, secondo me questa ci potrebbe stare. Lui comunque il suo valore di mercato oscilla tra i 5 milioni e 8 e i 10.700. Loro mi offrono 9 e 6, ma mang patratta. Accettiamo. Offerta accettata. Demme all'Everton, ragazzi, non rientrerebbe nei miei piani, ho troppi centrocampisti tutti quanti che comunque vado ad utilizzare, ma attenzione perché qui c'è la prima partita ufficiale che gioca la squadra di Super Allan, attenzione amici miei, contro il Crystal Palace, ed è praticamente una partita del trofeo Las Americas. Gioca partita, tutte casate, vai 4-2-3-1 stretto con Benzema, Kvaratskhelia, Traoré, Zielinski, Zambanghissà, Lobotka, Mario Rui, Kim, Rachmani, Di Lorenzo e poi in porta ovviamente Navas. Un logo Karim di Dream. Ecco qui, battere il Crystal Palace. Ci siamo amici, prima partita ufficiale. Un logo no, traversa di Karim la prima, Maro, la prima. Eccolo qui, ancora Zielinski. Ma chi ha aggiunto fu Shem? Guarda sovrast. Mamma mia che Navas, che volo che ha fatto. Soffro a difesa, soffro tanto. Infatti adesso vi accorgerete di quante lacune c'ho a livello difensivo. Mamma mia Navas. Bella palla ancora dentro per Zielinski.
Ma invece di recuperare, ma che cazzo fa Zielinski? Invece di recuperare, va a tirare la capo là. Allora, ne chi va vivo. Il sotto la porta. No! Partita che parte male per il Napoli. Vai Zielu. Ora palla per Karim Dedri. Benzema si gira molto bene. Allora ancora lui. Ancora si trova molto bene con Zielinski. Ancora Karim. Benzema. No! Mannaggia. Oh, e metà mezza. Tire merda deviato. Un solito mazzo, finisce il primo tempo. Purtroppo lo stiamo perdendo. Era cominciata anche bene questa partita. Parto subito sparato. Benzema che prende il palo. La traversa, anzi. E va bene, dai, non è successo niente. Allora ancora Kvara. Vede Benzema, i due si cercano e si trovano molto bene. Anzi no. Oh, ma gli ha un gol, ma ancora Kvaratskhelia che va a recuperare un ottimo pallone. Napoli con Adama Traoré, linee centrali. Eccolo qui. Zielinski, se l'accomoda sul destro. Piotr Zielinski. Il Napoli riparte da lui, 1-1. Pronti via. Mamma mia, ancora ennesimo recupero della coppia difensiva Rachmani-Kim. Veramente tanta roba. Come tanta roba è questo acquisto qui. Karim Benzema che si gira su se stesso. Allora il Napoli può ripartire. Mamma mia che palla di Anghissà per la corrente Mario Rui che recupera ancora il pallone. Il maestro. La palla dentro. Karim Dedri. Benzema. Eccolo qui. Alla prima apparizione. Mamma mia che esultanza. Sì, faccio sì. Sull'assist del maestro. Mamma mia, tanta roba. Ma che palla di Anghissà. Ma ancora qui Piotr Zielinski recupera il pallone. Mamma mia, come lo vede Adama Traoré, il grande Benzema. Allora Adama Traoré da solo davanti al portiere, se lo scarta. Ancora a porta vuota. Mamma mia che Napoli, ragazzi, come gioca in scioltezza. Adama Traoré, ragazzi, velocissimo. Mamma mia, qui il maestro Mario Rui non lascia passare nessuno. E allora riparte Kvaratskhelia, il nuovo Messi. Tenta un dribbling, se la mette sul destro. Può tentare il tiro a giro deviato. Allora qui ancora un tiro di Piotr Zielinski, 3-1. Mamma mia che Napoli nel secondo tempo, 3-1. Ma il Napoli c'è, allora riparte ancora qui con Zielinski. Che brutto fallo. Mamma mia, Adama Traoré se ne va. Allora che grande tunnel qui. Benzema prima di lasciare il campo vorrebbe fare un altro gol. Benzema se li porta tutti quanti appresso. Karim Benzema ancora lì, la palla per Traoré. Che parata del portiere. Palla dentro del Crystal Palace. Allora palla fuori per Zielinski. Mamma mia, l'uomo in più di questo Napoli. Dall'altra parte si vede Traoré a gamba, a fiato, a fisico. Traoré la mette al centro e a porta vuota. L'altro Traoré, un altro gol a porta vuota che si divora. Ma in realtà, ragazzi, è un altro miracolo della difesa qui. E va bene così. Prima partita ufficiale del Napoli di Super Allan, termina 3-1 in questa prima di Las Americas contro il Crystal Palace. Vediamo un po' la posta in arrivo. Bel lavoro, ci dice la dirigenza. E poi offerta per il trasferimento. Beh, questa già l'abbiamo vista prima. Ok, qui ragazzi c'è un'altra partita contro lo Stuttgart. E quindi ragazzi, io direi di andare dentro anche con questa seconda partita, seconda amichevole del trofeo Las Americas. Sono trovato molto bene con il 4-2-3-1, quindi sarà questo il modulo che voglio utilizzare per la seconda volta. Ma che squadre tengo? Cioè, ci ho fatto uno squadrone, non sai che già mettere, perché sono veramente forti questi qua. Stavolta facciamo partire Traoré al posto di
Kvaratskhelia. E allora amici, siamo giunti qui alla seconda amichevole, alla seconda partita del trofeo Las Americas, questa volta contro lo Stuttgart, e il Napoli in maglia gialla oggi con Di Lorenzo per Politano al centro del campo per Zielinski dall'altra parte, che però sbaglia il passaggio, viene subito intercettato dall'attacco. Oh, brutto fallo su Kim, passaggio sbagliato da Lobotka. Oh, mamma mia, qui Bucaccio, ottime le sue finte, le sue giocate. Poi dietro la palla per Traoré, mamma mia, che agilità Traoré, la palla qui per Politano, si destreggia bene, l'altra parte per Simeone. Madre, che parata del portiere. Ma questo Napoli come gioca bene. Palla dentro sul primo palo, non ci arriva. Ora qui Traoré di testa, parte per Olivera, palla ora dentro per Traoré. E allora trova anche Traoré il suo primo gol con la maglia del Napoli, non azzurra, quest'oggi gialla. Veramente un'altra bella azione del Napoli che porta al gol Hamed Junior Traoré. Mamma mia, che buco che ci ha lasciato qua. E poi c'è Keylor Navas che tu dica fa, non fa passare nemmeno le mosche. Calcio d'angolo per lo Stuttgart. Ancora interventone del grande portiere Keylor Navas. Lobotka dall'altra parte per Zambo, Anghissà, Olivera può salire con tutta calma e poi vede Traoré che vola ancora come un fulmine sulla fascia. Può calciare Traoré sul primo palo. Lo Stuttgart che potrebbe ripartire e ce la fa, ma ancora Hamed Junior Traoré, onnipresente, veramente onnipresente, e qui potrebbe tentare la giocata. Mamma mia che palla, ancora sulla fascia e sulla corsa perfetta per Olivera, ancora qui per Traoré. Che gol! Che gol! La doppietta di Hamed Junior Traoré. Ma qui ragazzi è da rivedere, un triangolo lunghissimo, madre santa, tra lui e Olivera. E poi un golasso. Guardate qui, un tiro a giro, mamma mia. Però qui ancora Anghissà che recupera un ottimo pallone. C'è ancora il pallone per Simeone, sbaglia ancora un passaggio, ma finisce qui il primo tempo. 2-0 per il Napoli. E qui ragazzi ci stanno i cambi. Mamma mia, ancora palla recuperata. E qui vede Benzema che entra in area. Benzema piega i guantoni di Müller. Attenzione dietro, mamma mia, il capitano Di Lorenzo non se lo lascia dire due volte. E allora Ndombele, il nuovo entrato, c'ha fiato, c'ha corsa, anche lui riparte. Ndombele la mette dietro, eccolo qui, ancora Ndombele. Ndombele, palla recuperata dalla difesa. Mamma mia, qui attacca ancora Benzema, il volo di Müller. Madre mia, madre mia. E può ripartire ancora lo Stuttgart. Qui palla bucata dalla difesa e arriva il gol. Arriva il gol 3-1 dello Stuttgart. Perché? Perché ho bucato clamorosamente l'intervento. E qui ancora Benzema. Gli rubano il pallone. Qui dei Tomà. La Olivera. Veramente ottima partita anche da parte sua, ma veramente il Napoli ha giocato veramente una bella partita. Finisce anche questa con il risultato di 3-1, quindi 2-3-1 nelle prime due uscite stagionali ufficiali in questa Coppa Las Americas del Napoli. 3-1 contro lo Stuttgart. Finisce qui il terzo episodio della carriera allenatore col Napoli di Super Alan Ayew. Veramente un altro bel episodio. Abbiamo visto anche le prime due partite ufficiali col Napoli, col nuovo Napoli, con i nuovi acquisti. Ho fatto tanti vari cambi, veramente mi piacciono tantissimo questi nuovi cambi. I due Traoré sulle fasce fortissimi. Ho provato Benzema, veramente una scheggia
forte forte forte, mi sta veramente piacendo questo Napoli. Navas apporta un fenomeno, spero che possiamo divertirci, spero che vi siete divertiti a guardare questo nuovo episodio, supportatelo, lasciate un bel mi piace, un bel commento, una bella iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao a you!